Telespettatori di Gold 78, ben ritrovati, buona domenica, ma soprattutto ancora una volta il buonasera particolare vi giunge da Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta tutte le domeniche alle 19 per parlare di calcio dilettantistico, siamo in replica anche dopo le 22:30 e siamo anche in replica la sera del lunedì dopo le 23:30, ma vi voglio anche ricordare che se volete potete seguirci in diretta anche sulla pagina Facebook Diretta Stadio Gold 78. I campionati sono finiti, si sta festeggiando un po' ovunque in tutta la nostra bella Sicilia. Oggi avremo un parterre di vincitori e anche vincitori noti sicuramente al calcio nazionale e non solo. Vado subito a presentarli perché subito qui alla mia sinistra ho l'allenatore che addirittura ha vinto 2 volte quest'anno il campionato ma anche la Coppa Sicilia, Alessandro Di Maria del Mister Bianco. Ciao Alessandro, ben trovato. Ciao. Sei contentissimo? Sì, diciamo che... Non c'è più nulla da vincere. No, purtroppo no. Almeno per quest'anno. Complimenti ancora. Grazie. Accanto a te il giocatore invece che per il terzo anno di seguito vince la Coppa Sicilia, vince un altro ennesimo campionato, Vincenzo Terranova del Mister Bianco. Ciao Vincenzo. Ettore, buonasera. Ben trovato. Grazie. Adesso basta, appendiamo le scarpette al finito, chiodo? No, No, fin quando ci divertiamo. Bravo. No, veramente no. Vedo tra l'altro che hai la coppa in mano, quindi insomma la dobbiamo doppiamente festeggiare oggi qui nei nostri studi. La vogliamo far vedere Con al piacere. pubblico di Penalty. Con piacere, Vittoria con piacere. importante contro il Pro Tonnarella, ma soprattutto a dimostrazione di una stagione praticamente perfetta, o sbaglio? Sì, la stagione è stata perfetta, soprattutto perché avevamo quasi l'obbligo di vincere, quindi quando è così è sempre più difficile. Certo. rispettare i Adesso il pronostici. bello viene dopo i festeggiamenti perché bisogna programmare, ma di questo più tardi ci Aspetta darei la forse società. qualche anticipazione anche con il mister Di Maria. Un altro mister vincente, Damiano Proto dell'Atletico Catania, che ritorna in eccellenza. Ciao Damiano, ben trovato. Buonasera a tutti. Io ti ricordo piccolino, adesso invece ti ritrovo molto più grande, ma soprattutto Non grandissimo. non grandissimo, ma soprattutto vincente ancora una volta. Complimenti, è stata una stagione intensa sul filo di lana, ma credo anche molto meritatamente. Sì, abbiamo fatto parecchio bene quest'anno, quindi poi 24 risultati o 25 utili consecutivi che abbiamo fatto sono la dimostrazione che, come ho detto più volte, la squadra aveva un'identità propria. Perdere solo una volta in un campionato così difficile comunque Assolutamente. Adesso il fa bello tanto. verrà adesso però, Adesso Adesso bisogna un po' progettare perché sappiamo tutti che i tifosi dell'Atletico sono sempre molto esigenti, o sbaglio? Sì, no, già sappiamo, ci inizieremo a muovere dalle prossime settimane. Assolutamente. Un altro allenatore vincente in prima categoria, Bagheria Città delle Ville. Abbiamo qui con noi Marco Mineo. Ciao Marco, ben trovato da Bagheria, che ritorna finalmente in un calcio che poi gli appartiene, no? Una squadra che ha giocato anche in interregionale, vederla soffrire in prima categoria è una cosa bruttissima. Dopo un po' di anni finalmente torniamo in promozione, è una bella soddisfazione, anche perché un gruppo totalmente di bagheresi, quindi finalmente... State costruendo qualcosa di importante, quindi proprio con la vostra bella cittadina. Ci stiamo provando. Ieri tra l'altro gli allievi hanno vinto lo spareggio, sono campioni provinciali, quindi vanno negli allievi regionali, quindi stiamo cercando di mettere in moto un meccanismo che si era un po' inceppato. Bene. Noi non ci facciamo mancare nulla nella puntata odierna di Penalty e allora un personaggio stratosferico del calcio italiano e soprattutto siciliano, soprattutto catanese, Davide Baiocco, vincitore anche lui quest'anno di un altro ennesimo campionato a Palazzolo. Ciao Davide, Ciao, ben trovato. buonasera. Anche tu non ti fermi più, il fisico è perfetto, come dice giustamente Vincenzo, ma a questo punto che cosa succederà? Un'altra vittoria per la prossima stagione da programmare? Ma non lo so, intanto come dici tu è importante esserci, star bene, averci ancora la passione e la voglia di fare le cose, poi come hai detto bene bisogna pensare a programmare, cosa che non si fa mai. A Palazzolo pensa... io credo che abbiano fatto le cose in grande quest'anno, no? Hanno fatto le cose molto bene, il Presidente ha le idee chiare, per me quando le cose sono acquisite bisogna subito pensare al dopo e programmare. Tra l'altro avete un gruppo vincente, nomi importanti, oltre a quello tuo, di tanti altri insomma, giocatori che hanno lasciato da sempre un segno nel calcio dilettantistico, quindi credo che da quello Mister Strano potrà ripartire anche per la Serie D? Io penso di sì, c'è un bel gruppo di lavoro, poi sta alla società a decidere se continuare con questo gruppo. Io continuerei con questo gruppo, onestamente, perché... Tu continuerai con questo gruppo? Continuerei se fossi la società in questo gruppo. No, io
Io sono a disposizione ero a disposizione della società e sono a disposizione della società per programmare e parlare di futuro. Non so se giocare ancora oppure no, quello lo decideremo insieme. Bene, se vogliono fare adesso c'è la giusta e doverosa vacanza, no? Insomma, dopo una lunga stagione... Non troppo, io mi annoio in vacanza. Beh, giocherai in qualche torneo, Quello perché sicuro, so che sei sempre attivissimo anche durante il periodo estivo. Tra l'altro ho l'impressione che tu insomma segui qualche ragazzino, qualche scuola calcio, o sbaglio? Do una mano a un amico mio di Siracusa che fa lezioni individuali ai bambini. Mister Nuccio Foti, sono con lui, mi diverto, faccio formazione, anch'io devo imparare perché è un'altra cosa, insegnare calcio. Ma vorrai fare l'allenatore da grande? Bah, vorrei trasmettere quello che ho, le conoscenze che ho preso da calciatore, vorrei trasmetterle, che siano grandi, piccoli, per la stessa identità. Certo, chiaramente adesso ci racconterai anche la bella stagione del Palazzolo, perché all'inizio questo Palazzolo zoppicava, poi con il tuo arrivo insieme anche a qualche altro elemento, insomma, siete decollati definitivamente, penso anche meritatamente. Beh, i mezzi c'erano, la squadra c'era, mancava qualcosina, probabilmente i nuovi arrivi, io e altri due ragazzi spagnoli hanno dato quel qualcosa in più che ha fatto scattare una molla, perché già c'era qualcosa di buono, di 7 risultati consecutivi. Da quella base siete partiti per poi decollare definitivamente. Assolutamente. Allora, il campionato di Serie D è finito ormai da parecchie settimane, come tutti ben sanno, vinto alla grande dalla Sicula Leonzio. Tra poco sentirò anche un po' il parere dei nostri ospiti sulla cavalcata trionfante della squadra del presidente Leonardi, però dobbiamo parlare anche ancora della Sicula Leonzio, che è tornata in campo per la pool scudetto, che tra l'altro tu hai fatto con l'Acragas, se non sbaglio. Ma serve o non serve questo? Tanto. Non serve tanto, credo, no? Non serve proprio. È un appendice al campionato che ha poco significato, perché poi alla fine non ti giochi niente. Sono il prestigio di arrivare prima, abbiamo perso la finale con il Siena, però onestamente ci siamo divertiti. E basta, era proprio una vacanza di gruppo. Sì, una vacanza di gruppo. Allora, la Leonzio comunque ha giocato una partita importante, ha giocato contro la squadra sarda dell'Arzachena, ha vinto 2-0, ma se non sbaglio dovremmo avere anche una schermata che ci riassume appunto questa pool scudetto di Serie D. La Sicula Leonzio appunto ha vinto 2-0 con l'Arzachena, il Bisceglie aveva già giocato con l'Arzachena e aveva vinto 2-0, pertanto la partita di mercoledì a Bisceglie sarà quella decisiva che potrebbe permettere alla squadra siracusana di proseguire il suo cammino per la pool scudetto e vincere appunto lo scudetto. Tra poco ci dovremmo anche collegare con Enzo Sortino, anzi ce l'abbiamo già in linea. Pronto Enzo? Sì, Ettore, buonasera. Buonasera a te. Allora, a questo punto a Bisceglie mercoledì si tenterà insomma anche di andare avanti in pool scudetto, no? Credo che sarà alla portata della formazione bianconera, visto che oggi ha vinto contro l'Arzachena e il Bisceglie ha vinto ad Arzachena per 2-0. Dunque, nella malaugurata ipotesi di un pareggio o addirittura di una sconfitta, potrebbe essere una delle migliori seconde. Le difficoltà dove potrebbero nascere? In una trasferta in Puglia, perché magari già si pensa alla vacanza, oppure perché effettivamente il Bisceglie è una squadra dotata, secondo te? No, secondo me, per quello che si è visto oggi in campo, la Leonzio non è assolutamente in vacanza. Ha fatto una partita da 0 a gagliarda, quest'oggi potevano essere 3, 4, 5-0 i gol contro l'Arzachena, ma è stata la bravura del portiere Ruzzitto e poi anche l'imprecisione di alcuni attaccanti, e dunque ha fatto sì che la partita sia finita 2-0. Per quanto riguarda la partita del Bisceglie, credo non ci sarà questo problema, si giocherà a viso aperto come ha fatto così per tutto il campionato. Certo, qui abbiamo Davide Baiocco che comunque ci ha detto che alla fine questa pool scudetto insomma conta poco, però a quel punto la Sicula si ritroverà magari con la possibilità di un ulteriore successo e quindi si giocherà le sue carte, credo, no? Eh sì, è sicuramente un titolo che porta poco, se non per la gloria della squadra che vincerà questa pool scudetto. Benissimo, allora ci sentiremo domenica prossima per insomma i saluti finali. Partita, Ettore, scusa, la partita è mercoledì, sì. È mercoledì. Noi ci sentiremo però domenica prossima per i saluti.
Perfetto, benissimo. grazie, D'accordo. grazie ad Enzo Grazie Sortino, a voi, saluti ai tuoi ospiti. il nostro inviato per la Leonzio per questa stagione 2016-2017. Giro anche con i nostri ospiti per parlare di questa Serie D. Iniziamo con Alessandro Di Maria. La Leonzio ha meritato ampiamente, lo diciamo ormai da tanto tempo, questa vittoria finale, un po' inaspettata all'inizio, nel senso che forse la società si nascondeva, secondo te? Ma conoscendo bene il presidente La Leonzio, il presidente Leonardi, che è uno molto ambizioso, anche quando ci si ritrova a parlare è sempre uno a cui piace vincere. Assolutamente. Dimostrazione lo è il fatto che nella parte della stagione, quando la squadra aveva avuto una leggera flessione, ha deciso di rinforzare e anche magari probabilmente dare un tocco diverso alla guida della squadra, anche se il precedente mister Catania non stava facendo malissimo. Assolutamente. Però con Cozza c'è stato un cambiamento di tendenza probabilmente nell'approccio e anche chiaramente l'organico è stato nettamente migliorato. Chiaro, che poi è servito per decollare definitivamente. Davide giustamente dice è un titolo oppure una competizione post campionato che chiaramente nei più lascia il tempo che trova, però quando c'è ambizione, quando c'è una società che vuole dimostrare probabilmente di fare qualcosa in una piazza ambiziosa con le lentini, anche questo può essere un veicolo di lancio. Certo. Vincenzo, tu di campionati ne hai vinti tanti, certo la Serie D è sempre molto difficile perché ci si scontra spesso e volentieri con realtà calcistiche anche di una certa caratura. Qual è stato insomma, il punto a favore su tutti per quanto riguarda la Leonzio nei confronti delle altre squadre per questa stagione, secondo te? Ma secondo me dipende tutto scusami, dalla società, dall'organizzazione che hanno alle spalle, perché quando tu non hai una società forte che ti consente di fare le cose come si deve, puoi essere tra virgolette brevino, però non riesci a spuntarlo, soprattutto quando hai piazze importanti in Serie D. Va bene, comunque diamo merito alla squadra. Sì, no, la squadra sicuramente, anche il lavoro del direttore che è un carissimo amico, certo, Davide, conosciamo, sicuramente hanno fatto, però se tu non hai le spalle ben coperte non puoi ambire a grandissimi risultati. Questa è una domanda che ribalto anche nei confronti dell'Atletico Catania, se non si ha le spalle belle forti, insomma la prossima stagione, non tanto per l'Atletico Catania ma in genere per un'organizzazione di una squadra di eccellenza, poi un po' si soffre. Damiano? Io penso che la stessa cosa vada dalla Serie A alla terza categoria. E il 60% secondo me delle vittorie che vengono conquistate dal gruppo fanno comunque parte di una grande organizzazione societaria. Una battuta sulla Leonzio me la devi fare però, Sì, lo so che sono sorte un po' di polemiche la scorsa settimana con le dichiarazioni da parte di Leonardi, la storia siamo noi e non più Proto. Questa cosa un pochettino ti spiazza oppure no? No, non la sapevo. Sì, Ti giuro che non lo ve sapevo. lo dico così, in assoluta pace e tranquillità. No, per carità. In questo senso comunque io credo penso che la storia l'abbia fatta Leonardo, come abbia fatta mio padre, come la sta facendo nei propri tempi. È come quando ha detto Moratti l'altra volta, se la Juve fa il triplete, abbiamo fatto anche noi, rimarrà nella storia. Certo, certo. Come è rimasta nella storia quella promozione della C2 e della C1. Io credo che la storia non vada mai cancellata. Assolutamente ed è frutto dei propri tempi. Erano anche altri campionati, noi venivamo da una C2 che adesso sia paragonabile alla C1 e una C1 che è paragonabile alla Lega Pro. Sì. Mi ricordo l'Atletico Catania quando aveva Umberto Marino, Cecchini, Lerda, Bombardini, Bugiardini, Totò Nobile, una squadra di quella adesso, come mi può confermare anche Davide Baiocco, sicuramente in Serie B farebbe la sua figura. È vero. E effettivamente con quei nomi io credo che sia abbondantemente una Lega Pro quasi da Serie B, abbondantemente, non so se sei d'accordo Davide. Il livello è totalmente differente, non ci sono più giocatori di questo tipo, anche i giovani che stanno venendo fuori non sono preparati e pronti come erano quei tipi di giocatori, quindi sì, era sicuramente più una Serie B che una assolutamente. Lega Pro. E su questa sigla un tuo pensiero? Io credo che comunque la squadra poi alla fine abbia strameritato il successo, anche forse perché sì, le concorrenti erano forti, ma non quanto tecnicamente era forte la Leonzio. Non lo so, non mi piace dare giudizi se non vedo, non ho visto lavorare, non ho visto come è andato il campionato, quindi direi cavolate perché c'era la Cavese, c'era la stessa Palmese che aveva un organico di gente che ha giocato gli ultimi due campionati contro queste squadre, li conoscevo bene, avevano degli organici buoni,
per contrastare la Leonzio. Si vede che hanno fatto molto meglio. Può soffrire un po' la presenza del Siracusa la prossima stagione e la squadra della Sicula, secondo te? Soffrire nel senso che insomma il pubblico tenderebbe magari potenzialmente a dividersi, no, tra Siracusa e Lentini, che sono volendo vicini. Non penso, dovremmo essere solidali. Io mi sento un po' siciliano anch'io, bisogna essere tutti solidali con il calcio siciliano. È vero, più squadre ci è sono vero. e meglio è, quindi non... Tra l'altro tu queste sei molto rivalità vicino al sono- Siracusa, no? Sappiamo benissimo Sì, la sì, storia sì. del Palazzolo. Assolutamente sì. Quindi anche un po' amareggiato per la fine, un po' ingloriosa nei playoff. Purtroppo sì, non pensavamo, no, che si andasse fuori subito, almeno con la Casertana. Dopo sicuramente sarebbe stata più difficile, facile, difficile anche con forse. l'Alessandria, sicuramente, però almeno la prima la speranza c'era di giocarsi altre chance, invece purtroppo Che non ruolo può avere secondo te la Sicula da neopromossa la prossima stagione? Ma come diceva bene il mister, sicuramente Leonardi non starà a vedere, vorrà essere protagonista, soprattutto vorrà costruire qualcosa di importante anche a livello giovanile. Io credo che sia ambizioso, magari ce ne fossero dei presidenti così, seri, ambiziosi. Presidenti col puntuali. portafoglio anche. Anche, è importante, se devi fare il presidente della scuola di calcio devi avere il portafoglio, se no non me lo puoi fare. È finita l'era, almeno qui in Sicilia, in cui il dilettantismo si basava su contributi o meno statali, No, comunali. ho detto bene prima, sia professionisti È in finito. terza categoria come in Serie A, non cambia la categoria, dipende sempre da chi fa le cose e come le fai. Giusto, giusto Davide. Mentre Bagheria, che invece la Serie D l'ha fatta per molti anni, devo dire che il ritorno in promozione aiuta e in prospettiva può dare forse anche slancio a tutto l'ambiente. La Sicula Leonzio può essere un paragone? Un paragone un po' troppo in là, nel senso che secondo me la Sicula Leonzio da un punto di vista economico, da un punto di vista proprio di struttura è sicuramente già è partita già con un passo diverso. Bagheria sta cercando di riportare un po' di entusiasmo nella gente, però vi posso dire che non è facile, perché parlavamo poco fa, dopo tanti anni di Serie D anche ad alti livelli, fare la prima categoria. Adesso Cosa una potreste promozione. rubare loro in questo caso alla Sicula Leonzio? Ci vuole innanzitutto l'organizzazione massima anche dei dettagli, e quello, come diceva Proto, è fondamentale sia in terza categoria che in Serie A, ma soprattutto anche le risorse economiche. Bagheria non ha un vero imprenditore. La struttura dello stadio che un po' questo lascia un po' a viene di desiderare. conseguenza. Io credo che Bagheria in questo momento non ha un'imprenditoria molto forte, tant'è Sì. che sono due commercianti che hanno preso in mano Sì. la situazione, e non è la stessa cosa di essere Chiaro, imprenditore. chiaro, Quindi certo. ci vuole del tempo e ci vuole fare i passi poco alla volta. Assolutamente. Voglio ritornare a parlare di nuovo di eccellenza, perché con Davide Maiocco dobbiamo anche parlare di questo percorso del Palazzolo. Prima mi racconti come è andata la stagione, poi abbiamo estrapolato un video che proprio il Palazzolo ha realizzato per te e ci piace anche proporla agli amici di Penalty. Come è andata secondo te la stagione? Avete vinto? Qual è stata la chiave che vi ha permesso poi alla fine di superare anche lo scoglio della San Pio, della Ciriale, di tante altre realtà? Ma è stato un insieme di cose sicuramente, come diceva prima bene, ci vuole un'organizzazione societaria, una società solida alle spalle, che non ti fa mancare niente, che ti fa stare bene e pensare solo a giocare, e poi costruire un gruppo di giocatori che abbinino bene le qualità caratteriali con le qualità professionali, tecniche. Sarà un Palazzolo diverso rispetto a qualche anno fa, che aveva raggiunto la Serie D, però poi dopo insomma non riuscì ad avere forza e determinazione per mantenere quella categoria? Dipende da che progettualità c'è. Se uno vuole fare il presidente di calcio nel tempo e ha le possibilità economiche per farlo e progetta bene, secondo me E può la squadra in starci. questo caso può servire anche in prospettiva a Siracusa? Può È essere un stato- po' la cantera, perché è adesso stato si usa fatto anche questo discorso di essere una seconda squadra per i giovani del Siracusa che magari non hanno spazio in prima squadra, non riesce a piazzarli, perché noi in una Serie D vicino a casa dove li puoi controllare e far Si sta crescere un bene. po' incominciando a mentalizzare il calcio anche verso questa linea, no? C'è la seconda squadra che serve da serbatoio. Diciamo che finalmente. ancora ci sono passi da giganti, siamo diventati, io non vorrei essere allarmista, ma quasi il terzo mondo calcistico noi, a livello giovanile e a livello di mentalità. Se Bene. qualcuno fa qualcosa, ma secondo me siamo indietro. Non lo dico io, lo dicono i giornali, lo dicono le L'importante è che statistiche. non vi fermiate, ecco, cioè, insomma, Io non mi vorrei la fermare, ma determinazione... parte tutto dalle società, dalla voglia di investire che hanno e di programmare a lunga scadenza. Chiaro, chiaro. Allora, l'omaggio di Penalty a Davide Baiocco da non perdere, proprio perché insomma ci fa venire in mente anche ricordi particolarmente vicini a noi catanesi. Baiocco gli concede
lasciare spazio la Roma. Baiocco estrae un destro memorabile per il suo primo gol in Serie A. Grandissima esecuzione, niente da fare per Antonioli, palla sotto l'incrocio dei... Beh, i giovani che simboleggiano il futuro del calcio, in questo caso il futuro anche del Palazzolo, no? Che credo voglia puntare anche sui giovani. Davide? Tutto il calcio dovrebbe puntare sui giovani, però prima bisogna formarli. Bisogna formarli, studiare con loro anche, no? Studiare con loro e farli crescere bene, dandogli tutte le nozioni possibili per quanto riguarda la materia calcio, che è ampia, e questo percorso è lungo, alle volte non c'è la voglia, nemmeno la competenza per farlo. Però ma lì a Palazzolo c'è una realtà che cresce, oppure poi dopo il bacino è anche notevole, quindi si riesce a prendere al di là di Palazzolo qualche giovane interessante? Secondo me in teoria si potrebbe prendere, ci sono tanti paesi vicini adesso, no? Noto, Ferla, tantissimi altri Cassa, tantissimi altri paesi che si potrebbero, il famoso comprensorio della Valle di Noto, è vero, dove si potrebbe fare qualcosa e voleva fare qualcosa, poi non è stato possibile. Senti, riguardando quel gol, il tuo primo gol in Serie A, l'emozione? Bello, perché poi dopo bello. cercherò di carpire anche le emozioni di Vincenzo, che è una vita che gioca, qual è stato il suo momento più bello adesso che ha vinto la terza Coppa Sicilia di seguito. Che emozione ti ha dato questa situazione del tuo primo gol in Serie A? Ma ogni cosa è sempre emozionante, dalla terza categoria. Qualsiasi cosa fai e entri in un campo da calcio c'è la stessa emozione. È vero, sono assolutamente d'accordo. Vincenzo, ogni partita ha un'emozione, ma io credo che a questo punto ogni partita possa regalare momenti indimenticabili. Qual è stato il tuo momento indimenticabile? L'ultimo, quello col Mister Bianco? No, non credo, ce ne saranno stati altri. L'indimenticabile, forse unito a quello più brutto, forse l'anno scorso, perché la vittoria dell'anno scorso è stata inaspettata da parte di tutti, è stata una vittoria del gruppo. Parliamo della Coppa con il della Bel Coppa Passo. Italia con Belpasso Col l'anno Belpasso, scorso. sì, che Quella poi... è stata una vittoria che prescinde da tutto quello che può essere. Anche per voi inaspettata, no? Inaspettata perché, tra virgolette, siamo rimasti solo a dicembre, quindi lì è uscito fuori il gruppo, lì sono usciti fuori gli uomini. Perché abbiamo continuato praticamente senza... Le cose che dice giustamente Baiocco, senza risorse. Davide, se non c'è gruppo, non c'è organizzazione, non e lì è stata una dimostrazione di forza della squadra. La vittoria dell'anno scorso è testimonianza che a volte... Prima dicevo che bisogna essere una società forte alle spalle, però a volte se hai gli uomini dentro certe cose le puoi anche soccombere. Assolutamente, assolutamente. L'ho detto bene, purtroppo. Ha detto purtroppo? Vabbè, però il purtroppo è ottimistico. Perché sì, perché... 6 mesi senza soldi dopo il fallimento, siamo riusciti comunque ad arrivare alla finale playoff in Serie B con il Torino, se con certi valori, con il lavoro del campo, con le qualità, con un buon lavoro Mi di campo. piace questi insegnamenti che sta dando, perché noi siamo una trasmissione che parla solo di calcio dilettantistico e quindi quando arrivano questi suggerimenti, Davide, veramente io sono doppiamente contento, perché arrivano al cuore di quegli atleti che giustamente fanno tanti sacrifici, spesso e volentieri, quasi sempre senza neanche una lira in tasca. Purtroppo si vede solo la parte bella del calcio, che è una percentuale bassissima rispetto a tutto quello che c'è in realtà sotto, che
che si combatte, io gli ultimi anni l'ho vissuto e dovrebbe essere pubblicitato un po' di più, almeno la gente si rende conto che non sono solo rose, ma c'è anche qualche piccola spina che si combatte, poi una rosa, poi una spina. No, fanno vedere tutte rose, Ronaldo, ingaggi da 15, 20 E invece milioni, poi c'è una realtà no, totalmente il diversa. 70% è una realtà diversa. È vero, è vero. Dobbiamo adesso farvi vedere la schermata invece per quanto riguarda i playoff finali nazionali del campionato di eccellenza. È andata bene, è andata male, perché purtroppo la Ciriale perde in casa 2-1 con il team Altamura, mentre invece è positiva la trasferta della Folgore Selinunte contro il Cittanovese. La squadra di Terranova ha vinto per 2-1. Abbiamo adesso un collegamento, quello con Davide Sirna, che ha seguito per noi appunto la partita tra Aciriale e team Altamura. Pronto Davide? Sì, pronto, buonasera Ettore e buonasera anche ai tuoi ospiti studio. Ciao Davide, allora, ma che cosa è successo? Diciamo che non ce l'aspettavamo questo intoppo in casa contro l'Altamura, con grande rispetto anche per la squadra chiaramente pugliese, però la Ciriale veniva da una settimana sicuramente molto intensa, era molto determinata, la cronaca portava di un gruppo che aveva veramente voglia di vincerla questa partita. Sì, posso confermare. C'era un sistema abbastanza importante, bisogna dire che oggi allo stadio sono almeno 4.000 persone, spettatori, compresi anche 300 circa di Altamura. Diciamo che per la gara che si è questo complesso sarebbe stato più giusto il pareggio, un Altamura che comunque ha confermato la sua fama, in un caso se l'Altamura nel proprio torneo di eccellenza pugliese è arrivata avanti a squadre come Casarano e come anche Barletto. Diciamo che il pareggio sarebbe stato più giusto, semplicemente l'Altamura sotto porta, come spesso capita, è stato un tormento chimico. Davide, adesso la partita di ritorno sarà tutta in salita, ma credo che anche con il supporto del pubblico acese il miracolo è ancora fattibile. Sì, diciamo che la Ciriale all'Altamura troverà un ambiente certamente molto caldo. Bisogna precisare che comunque la Ciriale, io obiettivamente credo che comunque l'Altamura ha il 70% delle possibilità per passare il turno, anche perché comunque il punteggio dell'andata è abbastanza pesante, rappresenta un'ipoteca per la qualificazione. Sicuramente mi sento di dare giudizi un attimo affrettati, però certamente servirà una Ciriale perfetta, perché comunque all'Altamura bisogna vincere con almeno 2 gol di scacco e possibilmente non subirne. Bene Davide, allora in bocca al lupo a tutto il gruppo acese e ci sentiremo domenica prossima, così avremo dal vivo anche la possibilità di conoscere il risultato finale, sperando appunto che la squadra di Catalano possa veramente fare a questo punto un miracolo. Grazie Davide, allora appuntamento alla prossima settimana, grazie ancora. Certamente con piacere, saluto te, intanto saluto i telespettatori e anche i tuoi ospiti. Grazie a Davide Sirle, il nostro inviato per Aciriale Altamura. Sarà un po' difficile Damiano, no? Perché insomma la Ciriale deve andare a giocare in una realtà pugliese che è sempre molto difficoltosa, perché come le squadre campane in casa si giocano veramente tutto, il pubblico diventa veramente il 12° uomo in campo, non che in Sicilia non ci sia questa possibilità, però non so perché, ma tra Puglia e Campania veramente c'è molta determinazione. Io ho sentito quello che è successo al Troina. Sì, infatti. Quindi mi aspetto che... la stessa cosa anche diciamo, per gli acesi. Lo stesso trattamento, però... Tra l'altro Troina poi è andata a vincere ad Altamura. Tra l'altro è andato pure a vincere. Secondo me se riescono a fare gol e a non subirlo, anche se segnano al 70, al 75esimo, poi l'ultimo quarto d'ora diventa un po' complicato per l'Altamura. L'importante è non subire gol. Assolutamente. Quindi ancora secondo me non è proprio 70-30 più un 80-20, però qualche chance comunque ce l'hanno. Il gioco del calcio è bello proprio per questo, no? Perché è aperto a qualsiasi risultato. Aperto a qualsiasi risultato anche il campionato di promozione, perché adesso diventi protagonista di questo spazio di penalty, perché vedremo anche un bel video clip sulla promozione. Un Atletico Catania che era partito veramente un po' in sordina, davanti c'era il Città di Ragusa, c'erano tante altre grandissime realtà, ma tu pian pianino, punto su punto, vincendo anche uno scontro diretto difficilissimo a Ragusa,
hai veramente sorpreso in positivo sia la critica ma soprattutto i tifosi che a questo punto stanno gioendo per un ritorno in eccellenza, credo molto meritato, dell'Atletico. Sì, credo che è meritato perché non abbiamo mai mollato, abbiamo sempre pensato, anche quando eravamo a -7, -8, da Ragusa, non mi ricordo, -7, sì, da Ragusa, di poter andare a vincere comunque il campionato. Sapevamo che era difficile, ma non abbiamo mai mollato. Sai, una squadra che comunque perde poco, prende pochissimi gol, ne abbiamo presi soltanto 13. Quindi poi riesce a tirar fuori qualcosa in più. Poi vedere tutte le squadre che partita dopo partita continuano a vincere è comunque un inseguimento costante. certo. Infatti secondo me la parte più difficile del campionato non è stata quella di andare a vincere A a Ragusa. Ragusa o inseguire, ma quanto più che altro le ultime 3 giornate quello di restare in testa. Certo, perché anche dal punto di vista mentale bisogna stare sempre sul pezzo per non E perdere perché noi neanche un attimo di attenzione. Noi siamo stati in testa da soli solo per una giornata che era la sesta, dopo avevamo vinto con Ragusa, Sì. la quinta, dopo avevamo vinto in casa con Ragusa per 3-0. Poi quella dopo abbiamo fatto l'unica sconfitta col Paternò e quindi ci hanno agguantato. Beh, diciamo pure che sono state queste le due squadre che un po' hanno Esattamente. impensierito le tue nottati. Sì, nottate parecchio lunghe, però alla fine secondo me è stata anche una vittoria che, secondo me, io dico sempre che il calcio fa parte del 30% del gruppo, ne parlavo l'altra sera pure col mister Di Maria, il 30% comunque per una preparazione fisica, il 30% tecnico-tattica, un 10% di fortuna, se non qualcosa in più. La fortuna ci vuole sempre, Che ci vuole, la perché fortuna ci comunque vuole andare sempre. lì che all'88esimo perdi 1-0 a È Ragusa vero. e te ne vai a -7. Tra l'altro con la 4 giornate polemica dalla fine. famosa, che polemica non è perché c'è stato un errore tecnico, quindi era giusto ripetere la partita, però il destino vi ha fatto ripetere la partita e poi insomma vincerla anche in quella maniera, quindi ancora più bello, credo. Perché no? se vincevamo lì noi ci mettevamo a -2 e poi non so fino a che punto il Ragusa aveva più tempo per riuscire Sì, a metabolizzare la sconfitta. È vero. Invece dopo 3 giorni si ritrova a giocare a Santa Croce, Sì, che e deve vincere perde. per forza per fare i playoff, perde, se noi vinciamo la domenica scavalchiamo. Il destino di una squadra è anche la sfortuna di un'altra, generalmente. Io dico sempre, ho detto ai miei giocatori, ho detto anche a mio padre, il presidente, naturalmente al direttore, che la nostra fortuna è stata aver fatto 3 pareggi di fila contro le squadre di media classifica. Lì è stata... È lì che avete capito che forse era la stagione giusta? È lì che abbiamo capito che non ci andava giù di pareggiare. Ah, bene, allora le cose sono cambiate, avete cominciato a vincere e poi insomma... Però quei pareggi hanno fatto sì che le due davanti ci temessero un po' meno. Ah, giusto. Guardiamoci questa bella clip sull'Atletico Catania che ritorna meritatamente in eccellenza. È stato l'epilogo di un'annata, come noi diciamo nello spogliatoio, devastante. Credo che questa sia il culmine di una stagione veramente fantastica, perché vincere e fare un campionato del genere non è da tutti i giorni, perché abbiamo fatto una rincorsa incredibile e alla fine diciamo che siamo stati premiati dopo aver fatto tanti sacrifici e dopo aver dato tutto, veramente tutto e contro tutti in questa stagione.
Complimenti veramente Damiano, è stata una lunga cavalcata, adesso bisogna, come hai detto bene tu all'inizio della puntata, parlare anche di progetti, perché sia i tifosi ma sia anche Catania credo che vi voglia un po' protagonisti anche la prossima stagione, o sbaglio? Sì, si vede, anche perché sono tornati al campo parecchi tifosi che magari prima non c'erano, alcuni non sono riusciti neanche ad entrare l'ultima ad Adrano, quindi erano circa 200 sugli spalti, qualcosa in più fuori, ma si vede sui social che ci seguono ancora da Verona, perché gente comunque 15 anni fa che facevamo la C, un po' di più, no sì, 15 anni. Anche un po' di più. Che facevamo la C ad alti livelli un po' di più. C'è gente che è ancora innamorata comunque di questa maglia, io che ero piccolino, che avevo 7-8 anni, come ricordi tu. Io guidavo la Berretti, quindi ne so qualcosa. Fino ai 10-11 anni comunque è un onore aver vinto un campionato sotto la guida di mio padre, averlo vinto io, anche per lui sicuramente nel trentennale dell'Atletico è una soddisfazione in più, sai, quando vince un figlio. Insomma, campagna acquisti ancora ferma, soltanto parlata. Ancora non sono finiti i campionati. Vabbè, però bene o male ci si organizza. Qualche piccola Vincenzo ride, perché chissà quante conferma. proposte sono arrivate, adesso poi con il mister anche della Bagheria capiremo, no? Marco, voi siete pronti per la prossima stagione? Ma ancora non ci siamo visti, dobbiamo sistemare un po' di cose. Rimani o non rimani? Perché questo è un dubbio che ci... Ripeto, io sono disposto, a me piacerebbe diventare il Ferguson del Bagheria, stare 30 anni a Bagheria. Addirittura? Perché è il mio paese, perché è la scuola per cui tifavo da bambino e quindi mi piacerebbe moltissimo, però si deve essere in due per sposarci. Dovete parlarne ancora con la dirigenza? Parlarne, abbiamo una squadra secondo me che può fare con un paio di innesti bene anche in promozione. Io sono sempre per la politica dei piccoli passi, magari fare una buona salvezza e poi magari tentare di fare qualcosa in più, però vediamo, dobbiamo parlare con la società e vedere se riusciamo a trovare i punti. E punti il di gruppo è già pronto potenzialmente per il campionato di promozione per la prossima stagione? È una squadra giovane, ripeto, formata totalmente da bagheresi, e questa è una peculiarità, diciamo. Secondo me sì, deve crescere, ci sono i giusti uomini d'esperienza, se dovessimo rimanere tutti, perché no? Ripeto, ogni categoria ha le sue difficoltà, però abbiamo la necessità di prendere sicuramente qualcuno di più esperto. La promozione è promozione. La promozione è promozione, però io sono molto fiducioso perché abbiamo fatto un gran lavoro, giochiamo un bel calcio e quindi secondo me se rimaniamo tutti e si può continuare a fare il lavoro che abbiamo fatto, possiamo dire la nostra. Assolutamente. E avete disputato un campionato bellissimo e anche noi di penalty vi abbiamo regalato una clip che adesso ci guardiamo tutti insieme. Il Bagheria che ritorna in promozione. Ancora il Bagheria comunque riesce a fare un break ed è Graziano che si involla all'interno dell'area di rigore, il tentativo Graziano, il colpo sotto di la traversa e poi il tiro e il gol! Partita sbloccata al Comunale, si sblocca finalmente l'incontro. È il terzo della ripresa, il colpo sotto di Aggiato che si era stampato sulla traversa, il tap-in vincente di Mineo e Bagheria in vantaggio. Parte il tocco la battuta di Restivo, Graziano, pallone che arriva a Centineo, prova il tiro Centineo e vola letteralmente il portiere ospite e poi c'è il gol, arriva il raddoppio del Bagheria, Cinà, e arriva in questo momento, ore 18:16, promozione, spalancati, arriva il Città di Bagheria. Credo che sia la conclusione di un lungo percorso dove abbiamo raggiunto il nostro principale obiettivo, quello di riscattare l'immagine di un intero paese dopo lo scandalo calcistico del 2013. Io voglio lanciare un messaggio. Voglio lanciare un messaggio a tutti i bagheresi. Se uniti e compatti possiamo raggiungere determinati obiettivi e non solo nel campo calcistico. Questa è la Bagheria che vogliamo, questa è la Bagheria che deve apparire agli occhi di chi in tutta la Sicilia. Ripeto sempre le stesse cose, Bagheria non è solo la città della mafia e del malaffare, ma è la Bagheria
di Peppuccio Tornatore, dove tutti insieme possiamo raggiungere determinati obiettivi. Io credo che l'abbiamo meritato oggi e sono felicissimo di questa vittoria. Per me è un sogno vincere il campionato con la maglia del Bagheria. Ti avevo detto all'inizio del campionato che l'obiettivo era la salvezza, però credo che noi l'abbiamo meritato e quindi sono felicissimo. All'inizio c'erano, come dire, delle incognite sul tuo passaggio dal calcio a 5 al calcio a 11, invece col miglior attacco e la miglior difesa avete costruito una squadra che potrà dire la sua, secondo noi, considerato anche il materiale giovane a disposizione, per tanto tempo. Guarda, io proprio per questo ti dico che lo dedico a tutti quelli che erano scettici, perché ce n'erano tanti. Bagheria è un paese di scettici e quindi va bene così, dico, va bene così. E poi voglio fare una dedica, se mi consente, a mia mamma. Sono sicuro che mi ha aiutato lei per questa vittoria. Allora, il salto è cambiato la posizione che abbiamo dato, la posizione seria, la società seria, i ragazzi che hanno lavorato tanto, tutti, compreso oggi, per festeggiare tutto questo. La cosa più importante è che stiamo programmando per un futuro serio, senza più avere bisogno più del passato. Dove può arrivare questo Bagheria? E a cosa manca secondo lei a questo Bagheria? A me ancora manca qualcosa a livello societario che si stavo pensando, qualcuno che investe seriamente come ha investito quest'anno, come Domenico Prestigiacomo. Siamo solo in due, però speriamo di aver trovato già qualcuno e portare il Bagheria Calcio seriamente dove merita arrivare. Una stagione fantastica, soprattutto perché ho conosciuto persone speciali veramente, come Piero Gagliani, il mister, un po' tutti. Finalmente siamo ritornati in promozione e speriamo che il prossimo anno di risalire nuovamente. Ecco, osservandovi dagli spalti si notava una squadra che, ce lo consentono gli avversari, è stata lungo tutto l'arco del campionato superiore agli avversari. E secondo te dove potete arrivare? Adesso pensiamo soltanto a festeggiare la vittoria del campionato, il prossimo anno la promozione. Il prossimo anno puntiamo all'eccellenza, perché Bagheria si merita questo ed altro. Marco, vedo che parlavi con Davide Baiocco, secondo me già sta nascendo un nuovo rapporto di collaborazione, perché insomma Davide prima o poi dovrai farlo l'allenatore, perché qui ormai ti hanno lanciato anche come un allenatore prossimo. Ma poi bisogna vedere se uno è capace di allenatore. Vabbè, ma almeno ci devi tentare. Ma ci devi sicuramente tentare. sì, sicuramente se avrò la possibilità tenterò. Io credo che sei più per il campo che per la scrivania, così sicuramente sì. Non è un ruolo che mi si addice tanto la scrivania, preferisco più campo e parlare di calcio. Bravo. E che suggerimento potevi dare in questo caso a Marco? Perché... Forse ne posso prendere più io. Se vuoi iniziare questa io lo posso prendere da lui. Perché... Stavamo parlando di quello che si dovrebbe fare in una società, di tutte le idee che magari metterò nella scrivania ai miei dirigenti. Normali, ma per i dirigenti certo, diventa tutto più complicato. Spesso si fa, magari si prende un giocatore in più piuttosto che puntare sull'organizzazione anche di piccoli dettagli. Io credo che la crescita di questo progetto deve partire dal basso. Le fondamenti ormai sono fondamentali. Certo. Speriamo che riusciamo a trovare dei giusti punti e riusciamo Bagheria a è un bellissimo centro. Sì. Bagheria credo che in prospettiva sia un po' la Ciriale catanese. Io mi ricordo quando c'era Cirreale Bagheria, avevo 5 anni, e mi ricordo che c'erano giocatori come Chico nella Cirreale, come Cannavò, insomma dico, e quindi il parallelismo mi piace, però ritornare a quei tempi è tutto diverso. Prima c'era un imprenditore forte che era l'ingegnere Aiello che sponsorizzava in maniera forte la squadra, adesso dobbiamo cercare di far adesso ripartire. Si soffre, Marco, è inutile negarlo. Le risorse le trovare in altro modo. Si devono trovare in un'altra maniera. Mentre invece hanno trovato la risorsa per ritornare a vincere dopo aver vinto alla grande il proprio girone di prima categoria i ragazzi e la società del Mister Bianco. Alessandro, io ancora una volta devo farvi i complimenti perché siete partiti con una marcia in più rispetto a tante altre squadre, però poi meritatamente avete surclassato gli avversari nel campo ma anche dal punto di vista organizzativo societario, e adesso poi c'è stata questa ciliegina della Coppa. Un pensiero su questa bella stagione? Sì, una stagione che chiaramente ci doveva vedere protagonisti e i favori del pronostico indubbiamente erano tutti a nostro favore.
Forse questa era la sfida più grossa di quest'anno, sotto il piano motivazionale da parte mia era la sfida che dovevo vincere, perché è chiaro Perché che poi le partite si devono giocare per vincerle, è chiaro, a parole si possono vincere quando tutte le partite. quando nella testa tutti ti dicono che devi vincere e poi probabilmente nel campo non riesci a mettere tutto. Certo. Quindi per quanto riguarda il lavoro dell'allenatore quest'anno è stata una bella sfida. Ci siamo divertiti. Vi siete divertiti, avete trovato poi le alchimie giuste. Siamo divertiti in un girone società. abbastanza forte, un girone che ci ha visto, diciamo, anche lottare in molte gare, anzi non a caso un'altra squadra, il nostro girone, il Motta, ha vinto i playoff, quindi questo dice la Tra bontà. poco ospiteremo il bomber e più anche il presidente. E effettivamente in quel girone poi alla La fine bontà un'altra del nostro squadra- girone, poi la Coppa ci ha messo anche di fronte a squadre degli altri gironi. Sì. Tra le altre c'è il Gangi, il girone Che ha vinto, della tra Parco l'altro, Comunità, il una proprio squadra che ha girone. vinto come noi, una squadra molto forte, con giocatori di categoria superiore, una bella sfida, poi con una squadra del Messinese. Certo. Alla fine la Coppa è sempre una bella competizione. Assolutamente. Vincenzo, avete giocato col Pro Tonnarella che per una serie di risultati si è ritrovato già a disputare la prossima stagione proprio il campionato di promozione, per cui la partita è stata soltanto la partita sulla carta per vincere, diciamo, la Coppa, ma non per cercare poi di salire di categoria, perché voi l'avevate già vinto il campionato. Sì, ai fini i pronostici già erano segnati, quindi i verdetti erano già stati assegnati, quindi, però Ve la siete la Coppa giocati? ce la siamo portati noi alla fine. Quindi Anche un risultato abbastanza netto, no? Cioè, sì. La differenza tecnica era notevole fra voi e la Tonnarella. Abbiamo fatto noi una gran bella partita, forse una delle più Cosa ti rimane perfette. di questa stagione, Vincenzo? Qual è la cosa più bella che porterai con te nella tua valigia piena? Sono piena di arrivato a ricordi? dicembre e quindi ho avuto il piacere di ritrovare gli amici che avevo lasciato l'anno scorso, anche perché ormai fondamentalmente se non vai e ti diverti forse è meglio Alza un po' non questa giocare. Coppa, perché insomma è la terza volta di seguito che la vinci, no? Sì, ma non ripeto, il bello è stato ritrovare il mister con cui Certo. il rapporto va oltre fuori dal campo e tanti amici che c'ho nello Ma d'altra spogliatoio. parte lo spirito dei dilettanti, e qui Davide, insomma, tu sei stato un professionista, è quello, cioè di creare gruppo, perché tra i dilettanti la sera magari possibilmente si va a mangiare insieme qualche cosa, dopo gli allenamenti si scherza più del solito, è tutto un altro mondo. Sì, è tutto un altro mondo relativamente, perché poi alla fine se riesci a ricreare questo anche in uno spogliatoio professionista non sarebbe mai. E poi arrivano anche i risultati. Arrivano anche i risultati. Io in grandi gruppi, come è successo a Catania o a Perugia, dove ho vinto, a Brescia stesso, si è riuscito a creare oltre il gruppo, un buon gruppo di lavoro sul campo, anche qualcosa di importante. La grande fuori dal campo. soddisfazione poi è appunto quella di rimanere grandi amici anche fuori dal Non è campo. facile in, non è in facile. contesto, però alle volte si è fortunati e qualcuno se ne trova. Certo. Un complimenti particolare chiaramente va a tutta l'organizzazione del Mister Bianco che si porta a casa questa bella Coppa. Ci guardiamo la clip e poi insomma passeremo ai saluti finali per questa prima parte di Penalty.
Complimenti dunque al mister Bianco, ha festeggiato questo doppio successo, però come andrà a finire adesso la prossima stagione? Perché un po' ce la stiamo chiedendo tutti questa domanda, Come andrà a finire? Chi parla? Chi parla? Parla il mister o parla Vincenzo? Parla il mister. La società, è vero. Però è anche vero che l'allenatore e il giocatore di più esperienza può anche dire un po' la sua, volendo, in questi campionati. Se vogliono che finisca, sì. No, io mi auguro che la società faccia di tutto per mantenere... Il presidente Saitta ha voglia. Sì, il presidente Saitta è una persona di cuore, quindi accompagnato da Franceschini, da Scombinato, che è un gruppo vincente ormai da parecchi anni. Sì, insomma, soprattutto sono un po' il filo finale. Sono vincenti e sono persone serie che non è da sottovalutare, quindi... Daddo c'è un passaggio importante. La prossima settimana la squadra insieme alla dirigenza andrà 2 giorni in vacanza tutti insieme meritatamente a festeggiare, meritatamente, e quello è il passaggio determinante. Bene, per capire, da lì capiremo tante cose. Va bene, allora salutiamo Alessandro Di Maria, Stato complimenti piacere, per la bellissima stagione, incrociamo le dita anche a questo punto per il Penalty Awards, no? Insomma, mister Bianco ha fatto un gran lavoro, quindi tra non molto arriveranno le nomination insieme all'Associazione Italiana Allenatori e quindi si capiranno insomma i nominativi che poi concorreranno per i penalty di questa stagione, che si concluderanno giorno 12 a Belpasso, dove tu sei di casa, Vincenzo, sì, no? Belpasso. Benissimo, allora in bocca al lupo anche per te. Grazie, viva il lupo. Perfetto. Passo da questa parte e congedo Marco Mineo, allenatore del Bagheria, a cui dico che non bisogna assolutamente fermarsi, perché Bagheria merita ampiamente categorie ancora più importanti. Io sono d'accordo, speriamo che siano d'accordo tutti, dico, non soltanto io. Dico. Benissimo. A me va benissimo. Mentre invece a Davide cosa devo augurare? Che insomma vada tutto bene. Non fermarmi nemmeno io. Non credo che dovrai fermarti anche quest'anno, non credo. Continuerai in spiaggia possibilmente col beach. Qualche richiesta ti sarà pure arrivata, secondo me. No. Beach no, non mi hanno cercato. Ah no, strano, mannaggia. Ma c'ho i bambini stanno, quindi qualche camp estivo mi incomincia a formarmi e capire come si insegna. Poi se arriva un progetto col Palazzolo, a questo punto ben venga, no? Io sono sempre disponibile alla finestra, aspetto loro. Benissimo. E chiudo con i saluti con Damiano Proto, a cui dico che sono contento perché insomma c'è un legame personale che mi lega con l'Atletico, sono contento che l'Atletico sia ritornato in eccellenza e che da quest'anno insomma i progetti li vedo ancora più chiari e quindi sono sicuro che può veramente rispolverare i vecchi successi. Speriamo che possiamo fare come si augura Davide Baiocco, Siracusa spola con Palazzolo, Messina spola certo, con l'Atletico, non sarebbe male. Non sarebbe male, quindi è un progetto quindi abbastanza ambizioso. Io spero di sì, però ancora non ho parlato col presidente. Quindi... Sì, non ha parlato con papà. Benissimo, allora ringrazio i miei ospiti, ci fermiamo, abbiamo la pubblicità, tra poco rientreremo in studio, parleremo ancora di squadre vincenti perché si parlerà di Motta Sant'Anastasia che ha vinto appunto il suo campionato di prima categoria, così come il Mister Bianco, il PSV Mister Bianco, quindi un'altra squadra di Mister Bianco che vola verso il campionato di promozione per la prossima stagione. E a proposito di promozione ci sono state le finali e tra poco vi daremo anche i risultati. Ci vediamo dopo la pubblicità. Penalty Awards 2017, quarta edizione. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Penalty Awards 2017. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano. Le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Penalty Awards 2017, lunedì 12 giugno alle ore 18 presso il Teatro Comunale Nino Martoglio di Belpasso, Catania. Potrete rivedere l'intera manifestazione domenica 18 giugno 2017 alle ore 19 sul canale 78 del digitale terrestre di Gold 78. Presenta Ettore Tortorici. Penalty scende in campo. Risultati, classifiche, commenti, ospiti, interviste sul calcio dilettantistico siciliano. Un format esclusivo di Play Village. Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Conduce Ettore Tortorici.
Amici di Penalty, ancora una volta ben ritrovati su Gold 78 per la seconda parte di questa trasmissione che parla di calcio dilettantistico. Siamo arrivati alla 19ª puntata e ci avviamo verso i Penalty Awards. Un saluto ad Alessio Patti. Ciao Ettore e buonasera a tutti gli amici da casa. È un piacere essere rientrato. Ci ritroveremo tutti insieme giorno 12 perché ci sarà questo galà dedicato al calcio dilettantistico con il meglio del calcio dilettantistico. Verranno premiati miglior atleti, i migliori allenatori, i migliori dirigenti dell'eccellenza e anche chiaramente della promozione e anche della prima categoria. Assolutamente. Da non sottovalutare. E poi naturalmente il galà premierà alcune importanti eccellenze del calcio e non solo del calcio siciliano. Insomma, sarà un appuntamento che vi invitiamo tutti a venire a vederlo, ad essere protagonisti. Giorno 12 presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso, ingresso gratuito a partire dalle ore 18 e poi il galà verrà mandato in onda giorno 18, domenica 18 e lì ce lo potremo gustare anche seduti, tranquilli, rilassati, anche noi. Direi che ci possiamo rilassare. Sempre alle ore 19. Allora Alessio, sono finiti i campionati anche di promozione, sì, giusto? Con oggi, non ci dare qualche anticipazione. No, con oggi però si conclude il capitolo dedicato alla promozione. Le ultime due squadre che si giocavano i playoff Inter-Girone hanno concluso il proprio percorso e quindi due hanno conquistato la promozione in eccellenza. Anche se si parla che probabilmente anche le altre due verranno ripescate, queste sono le voci. Qua possiamo scrivere libri, fiumi di libri su quello che accade poi negli uffici della federazione durante le estati. Io credo che poi fra un po' di tempo arriveremo con squadre che tramite ripescaggi saltano due categorie. È vero, il problema sarà quello poi dopo. Però ripeto, non mi va di fare polemica perché queste sono puntate dove le squadre vogliono la visibilità per festeggiare, quindi glissiamo su questo argomento. E a proposito di squadre che debbono festeggiare, oggi ospitiamo qui nella seconda parte due squadre, due belle realtà che debbono giustamente festeggiare il passaggio di categoria dalla prima categoria al campionato di promozione. Abbiamo qui alla nostra sinistra una bella rappresentanza del Motta Sant'Anastasia, ovvero il presidente Mario Patti. Buonasera Presidente. Buonasera a lei. E anche il capitano Bomber che ad inizio stagione era venuto e ci aveva detto che il suo obiettivo era quello di vincerlo il campionato e ci è riuscito, ovvero Cosimo Montalto. Ciao Cosimo, buonasera a tutti, grazie. Hai portato la maglietta promessa? Sì, sì. Benissimo, ok, più tardi allora ce l'ha. Cosimo non disattende mai le promesse. Assolutamente. E anche da questa parte devo dire che ho una squadra vincente, l'altro lato di Mister Bianco. Nella prima parte abbiamo ospitato il Mister Bianco di Mister Alessandro Di Maria, nella seconda parte invece ospitiamo il PSV Mister Bianco di Mister Francesco Insanguine. Buonasera Mister, ciao, ben trovato. Grazie per l'invito. Sei contentissimo, rilassato e contento. E insieme a te ti sei portato qualcuno che para anche eventualmente qualche tiro mancino. In questo caso abbiamo Danilo Bonaiuto che è il portiere della squadra. Buonasera, ciao Danilo, ben trovato. Grazie. Allora, devo dire che è stata una stagione assolutamente impegnativa quella di quest'anno. Da che parte iniziamo, Alessio? Perché io credo che bisogna partire anche dal fatto che il campionato di promozione è lunghissimo poi alla fine, no? Sì, vabbè, direi che può anche starci alla fine l'epilogo nel mese di maggio. Quello che mi ha piacevolmente colpito è che quest'anno il campionato di promozione si è dimostrato molto più equilibrato. Le classifiche, al di là del fatto che ci possono essere state le squadre come il Canicattì o come il Camaro che hanno strappato letteralmente il campionato, però c'è stato molto equilibrio e i gironi sono stati meno spaccati tra loro all'interno della classifica come negli anni passati. Segno che comunque se l'economia da un lato non permette l'ingaggio di giocatori di altissimo livello, dall'altro lato le squadre più piccole riescono a fare di necessità virtù e a giocare un buon calcio. C'è l'esaltazione poi anche, no? Del risultato del paese che ti segue, come è successo a Motta, perché adesso ne parleremo. Adesso no, ne parlo proprio subito con quelli di Motta, perché tra poco arriveranno i risultati anche delle finali di promozione. Ne parlo subito con il presidente, perché Motta è un piccolo centro, ma ho visto che quest'anno vi hanno veramente seguito tantissimi nuovi tifosi probabilmente. Sì, i tifosi giustamente
ce ne sono abbastanza anche per il nostro gruppo, diciamo, anche perché abbiamo varie categorie, gli juniores, gli allievi, un grosso, diciamo, gruppo di ragazzi che ci segue ovunque e siamo contenti anche per loro, per quello che abbiamo ottenuto quest'anno. Certo, tra l'altro sottolineiamo anche che il campionato di prima categoria, soprattutto nel vostro girone, ha riservato tante sorprese, perché voi effettivamente siete arrivati secondi nel vostro girone, quindi avete giocato un playoff importantissimo contro il Bronte, per cui insomma... Un mini campionato è stato. Insomma, è stato un altro campionato agguerrissimo. Sì, sì, diciamo il nostro girone, non per qualcosa siamo arrivati secondi, ma abbiamo ottenuto, diciamo, il risultato finale che ci meritavamo, perché Bronte, Piazza Ermerina, Enna erano, diciamo, delle società attrezzate anche per il salto della categoria. È vero, è vero, è vero. D'altra parte sono grandi centri, per cui è normale che insomma tutti vogliono aspirare al salto di categoria. Dovremmo avere pronta la schermata dei risultati di promozione, eccola qui. Raffadali Nuova Caccamo 3-1. Città di Messina batte Città di Ragusa 1-0, pertanto passano in eccellenza per la prossima stagione il Raffadali, che ha vinto ai rigori, comunque mi hai detto. Esatto, ecco. 3-1 e dopo, dopo i calci di rigore. 120 minuti in cui il punteggio è rimasto a reti bianche, 0-0, ai calci di rigore penalties 3-1 per il Raffadali, mentre il Città di Messina con una rete a metà della ripresa è riuscita a battere il più quotato Città di Ragusa, che Ettore, a mio avviso, sorprendentemente non raggiunge il campionato di eccellenza per diritto. Poi dei ripescaggi, ripeto, poi ne parliamo in altra sede, però sicuramente il Città di Ragusa forse dovrebbe fare un po' mea culpa, perché c'è stato un momento del campionato dove la squadra di mister Calogero Lavaccara, che ha fatto un lavoro straordinario, però c'è stato un momento della stagione dove la squadra poteva allungare, poteva dare il colpo di grazia al girone D, invece si è fatta raggiungere prima dal Real Città di Paternò, poi dall'Atletico Catania di Damiano Proto, quindi ha dovuto poi disputare i playoff e si sa, nelle partite secche. Ma io credo che comunque la squadra di Vitale, insomma, con il giro dei ripescaggi potrebbe probabilmente rientrare in corsa per l'eccellenza. Assolutamente, assolutamente, Ettore. Poi stiamo parlando di Ragusa, certo, che piazza, di la matricola annovera punteggi che all'interno degli uffici federali non possono passare inosservati. Assolutamente. Vedremo Ragusa in eccellenza sicuramente. Cambio pagina, ritorno a parlare di prima categoria e parlo con l'altro lato di Mister Bianco. Mister Bianco è doppiamente felice in questo periodo, Francesco, perché ha vinto una coppa, un campionato con il Mister Bianco, ma anche voi che siete stati, secondo me, la sorpresa assoluta dei playoff, perché io racconto bene la vostra storia. Voi siete arrivati quinti, quindi per il rotto della cuffia, grazie al cielo siete entrati nei playoff, avete battuto la seconda classifica che è l'Erg, avete battuto fuori casa addirittura anche la Cicatena, che si era classificata meglio di voi, e a questo punto per voi è stato, secondo me, vincere un campionato. Ma sai, Ettore, secondo me non è vero che siamo stati la sorpresa. Perché ci vede da fuori, magari forse sì, però noi, lo può testimoniare anche Danilo, abbiamo fatto tanto nel girone di ritorno, quindi non è che eravamo tutta questa sorpresa. È chiaro che però non vi davano certamente al primo posto, certamente da fuori si ha questa sensazione. Però dall'interno noi eravamo consapevoli della nostra forza. Bene, e a questo punto che cosa succede? L'appetito viene mangiando? No, ma intanto ci godiamo la festa. Intanto vi godete poi questa bella vittoria. E il portiere che cosa ha fatto quest'anno, Davide? Danilo. Danilo, scusami. Allora, innanzitutto è stata una gran bella stagione. All'inizio non avevamo questo obiettivo di vincere il campionato, ma era di qualificarci per i playoff. Poi, come dice il mister, giustamente l'appetito viene mangiando e piano piano nel girone di ritorno abbiamo vinto 15-16 praticamente partite. Nella parte finale siete stati assoluti dominatori. Abbiamo vinto tutte le partite praticamente, quindi giustamente abbiamo meritato, perché abbiamo battuto tutte le prime, anche certo. l'Augusta che ha vinto il campionato da noi ha perso. Sembrerebbe la finale forse la partita più facile, o sbaglio? Senza nulla togliere chiaramente agli avversari. Ma sì, io l'ho vista da fuori perché, sì, perché ero squalificato e quindi da fuori magari non mi sono reso conto bene, però effettivamente secondo me la squadra più forte che abbiamo incontrato è stata l'Erg. Sì.
che è arrivata seconda in È arrivata classifica. seconda, aveva una bella struttura, una gran bella squadra, però lì abbiamo vinto, secondo me là abbiamo meritato. Bene, bene, bene. Alessio, ritornando un po' al discorso della prima categoria, come vedi tu questo fatto che 2 squadre di Mister Bianco la prossima stagione disputeranno il campionato di promozione? Io non ne ho voluto parlare né con il Mister Bianco prima parte e giustamente non ne parlerò neanche nella seconda, però noi ce lo possiamo dire, questo è un intoppo, una cosa un po' strana. Mister Bianco, che credo forse una squadra sia più che sufficiente. Diciamo che se forse si unissero le forze, Mister Bianco potrebbe tornare agli antichi fasti che ha portato la cittadina anche nel campionato interregionale. È chiaro che ci saranno le dovute motivazioni, il calcio non si fa con i se e con i ma, certo. per le quali le 2 società rimangono l'una da una parte e l'altra al suo posto. È chiaro che sicuramente, Ettore, quando le forze si disperdono non è mai un bene, specialmente in un calcio dove i soldi sono sempre meno. Chiaro, è vero. Presidente Patti, adesso probabilmente Ragusa verrà ripescato, ma se dovesse non essere ripescato, insomma, il prossimo anno anche voi di Motta scontrerete un capoluogo di provincia. La mentalità della vostra società è pronta per un linguaggio un po' più impegnativo calcistico? Sì, noi siamo consapevoli di andare a affrontare un campionato di promozione all'insegna di rimanerci sicuramente, quindi giustamente con i giocatori che no, perché per qualche cosa sono di un'altra categoria, e anche il mister diciamo Ruggeri con il mister Patti hanno fatto un grande lavoro, sono delle persone squisite e molto diciamo preparati sul settore anche un po' più avanti della promozione. Tra poco però le farò le domande un po' più difficoltose, parliamo di struttura, parliamo di tribuna, perché insomma in promozione per venire a vedersi una bella partita bisogna avere anche una bella tribuna, un campo decente, e forse su questo Motta l'abbiamo soffre un già portato avanti questo discorso con l'amministrazione, speriamo che ci dia una mano. Benissimo, va bene, ok, tra poco ci darà qualche ulteriore ragguaglio. Bomber Montalto, ancora una volta decisivo, credo insieme anche ai tuoi compagni, per una stagione che ti ha visto protagonista insieme ad altri tuoi compagni, però protagonista anche credo nello spogliatoio, che in prima categoria con la tua esperienza è stata forse la chiave giusta per vincerlo questo campionato? No, ti posso dire che di spogliatoi ne ho girati parecchi, però la forza di quest'anno è stata si dice sempre così però. No, non sono parole fatte o scritte, quindi la forza è stata quella, perché vincere un campionato non è facile, e te lo posso dire, quindi soprattutto in una piazza come Motta che la maggior parte siamo tutti di là. Quindi secondo me il merito è stato in primis della società. Quindi la soddisfazione è proprio doppia, cioè ancora anche più perché contento. in primis il merito è stato della società, soprattutto degli allenatori, mister Ruggeri, Patti e tutta la dirigenza, ma posso dire che il gruppo quest'anno, gli uomini soprattutto, hanno fatto la differenza in un campionato che ti posso dire che di prima categoria era difficile di più. Assolutamente, bene. Ritorneremo tra poco a parlare anche di prima categoria, perché adesso ritorniamo a parlare di promozione e ci colleghiamo con un mister che purtroppo la sua finale di playoff l'ha persa, a dimostrazione che è un grande professionista, un grande amico di penalty, seppur perdendo, insomma ce l'abbiamo al telefono. Calogero Lavaccara della città di Ragusa. Buonasera Calogero. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Calogero, nelle ultime settimane ci siamo sentiti più di una volta, a questo punto raccontaci questa finale col Città di Messina, come è andata, potevate tentare qualcosa di più oppure poi alla fine va bene così, una sconfitta che comunque credo non pregiudichi la possibilità di un ripescaggio per la prossima stagione? Sì, purtroppo non siamo riusciti insomma ad ottenerla dal campo questa promozione, ci dispiace, siamo dispiaciuti, una partita equilibrata, spezzata da un episodio che paradossalmente è arrivato quando eravamo in superiorità numerica. Addirittura. Sicuramente noi potevamo e dovevamo fare meglio.
Quanto pubblico è venuto a vedervi da Ragusa? Da Ragusa siamo di circa 200 tifosi. Sono tanti, per un campionato di promozione sono tanti. Tenuto fino alla fine, mi dispiace anche per loro che noi abbiamo potuto dare questa gioia, insomma. Adesso che cosa succede sia per Calogero e anche per la società? Perché le voci sono ben chiare, la probabilità che le squadre che hanno perso le finali saranno ripescate sono tantissime, quindi non è detto che questa sconfitta contro il Città di Messina possa pregiudicare l'ascesa di una società come quella guidata da Vitale. Per quanto riguarda la società non lo so, mi prenderò il tempo per riflettere, metabolizzare un po' questa mancata promozione che, ripeto, meritavamo secondo me direttamente, però il calcio è questo. Il calcio è questo. Vedremo, sì, adesso ci sarà tempo per... Calogero, cosa hai detto ai ragazzi nello spogliatoio al termine della partita? Quali sono state le tue parole? Ma li ho ringraziati tutti per tutto quello che hanno dato fin dal primo giorno di ritiro finora. L'importante è sempre uscire con la coscienza a posto dal campo e di aver dato. Ciao mister, mi dispiace per l'esito della gara, che sicuramente non rende onore a tutto quello che avete costruito. Prima in studio, commentando i playoff, ho detto che forse il Città di Ragusa deve fare mea culpa, perché in una parte del campionato poteva allungare e quindi in classifica e quindi conquistare la promozione, però credo essere... Sì, è caduta la linea. È caduta la linea. Sono le squadre che stanno rientrando in sede, quindi è sempre... Vedremo se riusciamo eventualmente a ricollegarci con Mister Lavaccara. Il Mister Lavaccara. Alessio, tu dici bene, effettivamente un po' ha deluso in questa parte finale il Città di Ragusa. Ettore, il Città di Ragusa era la squadra che più di tutte era stata costruita per vincere questo campionato. Atletico Catania e Real Città di Paternò avevano altresì costruito un organico per l'alta classifica, ma il Città di Ragusa ai nastri di partenza aveva chiaramente qualcosa in più, soprattutto con l'esperienza di un grande come Calogero Lavaccara. Il campionato aveva legittimato questo presentimento, solo che a 3/4 di stagione forse si è rotto qualcosa e l'Atletico Catania ha preso il là meritatamente, assolutamente. Con quello che sto dicendo non tolgo il merito all'Atletico Catania, dico solo che il Città di Ragusa forse aveva qualcosina in più. Onore all'Atletico Catania che ci ha creduto. Allora, se riusciamo più tardi vedremo di ristabilire il contatto con Calogero Lavaccara, vorremmo avere anche la possibilità, spero presto, di parlare con Mister Bellinvia, e speriamo anche sempre di collegarci con il presidente della Nuova Caccamo, Enzo Gammino. Battuta con Francesco Insanguine. Beh, tu sicuramente negli spogliatoi, quando hai vinto il campionato e hai vinto anche playoff, voglio dire, avrai scatenato la tua energia, però possiamo immaginare un allenatore come Calogero Lavaccara insomma confortare la perdita di una finale addirittura playoff. Lo so, ma purtroppo il calcio è questo, c'è chi vince, c'è anche il perdente. C'è anche il perdente. È successo anche a voi probabilmente in qualche partita, soprattutto nella parte iniziale, che avete dovuto poi fare gruppo, no? Come? Che aiuta, sei d'accordo Danilo? No? Sì, in questo caso bisogna avere proprio il gruppo giusto per ricompattare l'ambiente. Ma sicuramente, penso che purtroppo, come dice il mister, c'è chi vince, c'è chi perde. In questo caso loro sono stati più sfortunati, anche se avevano una grande squadra. Io ho sentito un pochino, però purtroppo è così, non possiamo fare niente. Pazienza. Abbiamo in collegamento adesso il presidente della Nuova Città di Caccamo, Enzo Gammino. Presidente, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera Presidente, qualsiasi sia stato il motivo per cui voi avete perso la partita, rimane una stagione secondo me meravigliosa per la Nuova Città di Caccamo. Presidente, lei sono convinto che è comunque molto contento. Ma sicuramente da neopromossa dico, affrontare un campionato di promozione
insomma, giocarsi le semifinali, giocarsi le finali, giocarsi la finalissima per andare in eccellenza, direi che sono abbastanza soddisfatto, ecco. Certo, tra l'altro Presidente, ormai le voci sono quasi certe, le altre due perdenti dei playoff di promozione al 99% verranno ripescate in eccellenza, quindi si piange, ma non si piange a dirotto, si piange perché chiaramente perdendo una partita si è sempre amareggiati, però c'è la buona possibilità che un'altra promozione giunga a Caccamo per un progetto di eccellenza anche importante, credo, no? Sì, certo, dico, si parla di questo, si parla del ripescaggio. Io devo dire, come gli avevo detto ai miei ragazzi e al mio allenatore, un po' a tutto l'ambiente, dico, il mio campionato l'avevo già vinto andando a vincere già con il Custo Palermo la settimana scorsa. Partita difficilissima tra l'altro. Partita molto difficile. Però io dico sempre che a prescindere dalle qualità tecniche di ogni squadra, per poter vincere le partite e per poter arrivare prima degli altri bisogna sempre mettere il cuore davanti a ogni ostacolo. Certo. A Caccamo vi hanno seguito in molti per questa finale, Presidente? Guardi, avevamo a seguito 600 persone oggi, fra cui una tifoseria dove io non finirò mai di ringraziare, perché hanno fatto veramente un grande spettacolo. Immagino. Alessio Patti, una domanda al Presidente Gammino. Presidente, buonasera, complimenti per la grande stagione disputata, dispiace per la sconfitta oggi. Volevo chiederle, ora probabilmente vi prenderete qualche giorno di riposo, però credo che già dopo la vittoria col Cus Palermo, o comunque visto il campionato disputato, già aleggiava l'idea di fare l'anno prossimo il campionato di eccellenza. Per cui le chiedo, come pensa il Presidente Gammino di organizzare la società sia in termini di proprio corpo dirigenziale, sia in termini di giocatori, sia in termini anche di settore giovanile, che più si sale è più importante? Guardi, intanto mi concederò qualche settimana di pausa, perché ripeto, lo stress non è stato indifferente in queste ultime settimane. Dopo di ciò, insomma, tireremo le somme e vedremo un pochino come organizzarci in merito, insomma. In questo momento diciamo che c'è tanta amarezza, c'è l'amarezza. Ma però dico sempre che bisogna sempre accettare il risultato. Giusto. Perché si può perdere, si può vincere. Oggi siamo usciti dal campo a testa alta. Ora non voglio dire le mancanze di Virgo e Guastella, perché io dico sempre che una cosa di giocatore è formata di 20-22 di giocatori, però oggi ci mancavano due punte del diamante che, ripeto, sicuramente se erano in campo ci potevano dare tanto. Ripeto, Peppe Guastella, ex giocatore di Serie B, e Peppe Virga, militante in eccellenza, che poi, ripeto, quest'anno ci ha fatto i suoi 20 gol, come Peppe Guastella che ne ha fatti 11 o 12 mi sembra. Insomma, oggi mancavano tutte e due, dico, il diavolo ha voluto che loro oggi... Ma non è mancata la determinazione, Presidente, perché arrivare ai rigori comunque ci fa capire che la squadra, insomma, ha giocato sino all'ultima goccia della propria intensità. No, io sono contentissimo della prestazione di oggi, i ragazzi hanno dato tutto e ripeto, potevamo sicuramente passare in vantaggio con qualche occasione se avevamo un pizzico di fortuna in più, però insomma avevamo un avversario anche di fronte che sicuramente non stava a guardare a noi, un avversario molto forte per certi aspetti, però ripeto, ci siamo giocati la partita, ecco, e alla fine hanno vinto loro dei rigori. Va bene pure così. Va bene. Così, insomma, no.
Va bene Presidente, allora noi la ringraziamo per questa sua telefonica e niente, speriamo di poterci risentire presto e incrociamo le dita, perché comunque il ripescaggio credo che possa essere un'ulteriore conferma di un lavoro che comunque non è iniziato questa stagione, ma è iniziato già da qualche anno a Caccamo, che vi ha portato adesso quasi ai vertici del calcio dilettantistico. Grazie Presidente. Io ne approfitto per fare i complimenti intanto a voi tutti. Grazie Presidente. State facendo benissimo con la vostra trasmissione e state facendo conoscere a tutta la regione la vostra comunicazione sportiva, che ripeto, il calcio dilettantistico per certi versi ormai viene seguito forse con poco interesse, perché magari ormai i mezzi di comunicazione portano altri interessi e cose varie, però dico, veramente siete degni di ammirazione. Grazie, accettiamo i complimenti. Grazie Presidente. Grazie ancora. Grazie a voi. Il Presidente della nuova città di Caccamo, Enzo Gammino. Ci piacciono queste cose perché è la dimostrazione che il lavoro che stiamo facendo è duro, però quando arrivano queste belle cose, questi attestati ci riempiono di gioia e ci dicono che non dobbiamo fermarci. Assolutamente, ma non a caso Penalty è arrivato alla sua 6ª edizione infatti. e già è in procinto di programmare la 7ª. È vero, anticipiamo anche tra l'altro che ci saranno delle parecchie novità. Allora, ritorniamo adesso nell'attesa che arrivi un altro collegamento, spero presto, con il mister del Città di Messina, che ha vinto, credo a questo punto anche meritatamente, non so se sei d'accordo. Sì, Ettore, complimenti a Santino Bellinvia, complimenti al suo Città di Messina. Chi è addentrato nel mondo non solo calcistico ma sportivo sa bene qual è la difficoltà di tutto il comprensorio messinese negli ultimi anni di fare sport. È vero, e stiamo è vero. parlando non solo di calcio ma anche di calcio a 5, sì, che io seguo personalmente, stiamo parlando di basket, stiamo parlando di pallavolo, di tennis, di qualsiasi sport. Messina in questo momento sta vivendo un periodo nero perché mancano i soldi da parte dei comuni. Quindi per in questo manutenere caso le Città di strutture. Messina sembrerebbe quasi un'isola felice? Complimenti al Città di Messina complimenti. per avercela fatta in questo marasma, complimenti al Camaro per tutto quello che ha fatto, quindi sosteniamo le realtà messinesi, perché spesso si sente dire che i presidenti che fanno dilettantismo sono dei poveri pazzi perché hanno solo da rimetterci. Attenzione, perché abbiamo un presidente, adesso glielo chiederemo anche a lui. Sicuramente sarà d'accordo con me, perché i presidenti sono solo fuoco e passione, non ci sono delle entrate, non c'è un guadagno nell'essere il presidente totalmente del Motta opposto. o del Città di Messina. Essere quindi presidenti a Messina oggi è ancora doppiamente da pazzi. È vero, sono d'accordo. Presidente Patti, quello che ha detto Alessio Patti è pura verità, cioè voi siete folli, nel senso che i presidenti vecchio stampo insomma sono sempre di meno. Lei fa parte della nuova generazione dove investe e crede in questa realtà, oppure la passione lo spinge a portare avanti un progetto come quello di Motta? No, la passione, diciamo, fa capo a tutto, perché, diciamo, è da 25 anni che sono, diciamo, su questo settore per la città, diciamo, mi piace tanto, è come un vizio, chiamato così. Automaticamente ci vuole anche la situazione economica, che non è da poco, giustamente. Però adesso la promozione, tra l'altro, insomma, trasferte un po' più impegnative. Nel nostro paese, grazie agli sponsor che ci danno una mano, siamo riusciti anche a portare avanti questo progetto e lo porteremo avanti. Allora, dato che insomma stiamo parlando di Motta, la situazione del campo com'è, Presidente? Cioè, ci dà delle dritte? Cioè, il campo non ha una grande tribuna, non ha un grande terreno di gioco, perché probabilmente necessita una manutenzione più intensa. L'amministrazione vi è vicina, ha sposato con voi il progetto di rilancio anche dal punto di vista sportivo del gruppo di Motta? Sì, spero che giustamente non siano, diciamo, delle parole buttate al vento, come si suol dire, ma noi già abbiamo chiamato l'amministrazione, ci dobbiamo risentire
per poter portare avanti questo nostro campionato al migliore, perché giustamente ci sono le tribune da stimare, c'è un po' di tutto, spogliatoi, campo purtroppo che non è, diciamo, siamo ai limiti. Diciamo che un sintetico sarebbe ad hoc. Un sintetico è forse pretendiamo troppo. Un po' troppo, però ci vuole, perché l'unica struttura è Motta, come struttura, diciamo, è importante. Certo, certo. Mancherebbe, diciamo, questo sintetico che dia un occhio, diciamo, allora a questo di punto riguardo. può darsi che la spinta della vostra vittoria in campionato può servire all'amministrazione per buttarsi in questa progettualità sì. forse più impegnativa. Penso Vedremo. proprio di sì. Allora, è arrivato il collegamento con Santino Bellinvia, abbiamo al telefono l'allenatore del Città di Messina che ha battuto il Città di Ragusa e vola meritatamente, credo, nel campionato di eccellenza la prossima stagione. Santino sei in linea, buonasera. Buonasera a te e a tutti i tuoi ospiti. Ti abbiamo portato fortuna? Sì, ci possiamo prendere grazie. questo piccolo merito? Senza presuntuosi. Grazie, è tutto tu il merito, grazie. No, ci mancherebbe. Io credo che il merito sia assolutamente della società, sia tuo che anche degli atleti. Raccontaci di questa partita. Abbiamo avuto al telefono poc'anzi la Vaccara che come al solito con la sua sportività ha confermato che poi alla fine voi eravate più completi. L'avete quasi meritata effettivamente questa vittoria. Sì, guarda, sulla carta abbiamo preparato una partita importante, sapevamo del valore del Città di Ragusa, giocatori importanti che hanno calcato categorie superiori. Sì. È inutile elencarli perché guardare la formazione loro significa stropicciarsi gli occhi, no? Sì. Per la promozione, figurati. Sapevamo della loro forza, siamo stati bravi a livello atletico, a livello organico, a livello di corsa ad essere superiori a loro perché in mezzo al campo loro avevano giocatori molto importanti a livello di qualità, Bonarico, Pellegrino, e quindi siamo stati bravi nel preparare e nel fare poi la partita, certo. perché realmente siamo rimasti in 10 per ben 35 minuti nel secondo tempo, però non si è notata l'inferiorità numerica. Siamo stati bravi a pressarli alti, ad attaccarli e da un errore loro è nato un gol nostro sul recupero di una palla. E poi dico, la partita si è chiusa nel miglior modo. Santino, ancora una volta un altro campionato vincente. La prossima stagione, curiosità un po' di tutti, rimani a Messina con il Città di Messina? Ma guarda, non lo so, non abbiamo parlato ancora di niente con la società. È un po' presto, lo so, però per sì, dirti. è molto presto, è giusto dare merito alla società, a tutti i giocatori perché sono stati fondamentali. Grandi sacrifici durante la settimana per questo obiettivo che poi alla fine l'abbiamo centrato dal mio arrivo e niente, ora è tempo di riposarsi un attimino e poi guardare un po', bene. Guardarsi intorno. Bene, bene. Senti, per chiudere abbiamo una domanda, Alessio Patti. Mister, buonasera, qui Alessio Patti, complimenti per la promozione meritata. Volevo semplicemente fare i complimenti al mister Ettore e chiedere così una domanda un po' personale, se passatemi il termine. Mister, qual è stato il momento nelle 26 giornate più che nei playoff dove avete capito se c'è una partita che vi ha fatto capire nello specifico che potevate farcela? Allora, intanto grazie per i complimenti. Io sono arrivato al campionato in corso ai primi di dicembre e ti posso dire che nelle ultime 8-9 partite del campionato noi ne abbiamo vinte 7, ne abbiamo pareggiate una e ne abbiamo persa soltanto una. Da là io ho capito che la squadra aveva forza, aveva voglia, aveva un obiettivo dentro. Figurati, abbiamo fatto i playoff da quarta in classifica. Abbiamo vinto sia la semifinale con la Messana 1-5 fuori casa, abbiamo vinto con la Ionica una squadra importante del girone che non aveva mai perso, era imbattuta in casa da diversi anni e aveva subito poco gol. Abbiamo vinto 2-1 a Santa Teresa Riva e oggi abbiamo vinto contro una grandissima squadra che con la promozione non c'entra niente. Insomma, avete fatto l'unplane. Bene, sono contento per te Santino e ti auguro chiaramente a questo un doveroso e giusto riposo e incrociamo le dita per le nomination dei Penalty Awards, ok? Grazie sempre per la telefonata e per avermi ospite anche se telefonicamente. Grazie a tutti gli ospiti, pure buona serata. Grazie, Santino Bellinvia, allenatore del Città di Messina. Francesco, contentissimo, Santino è uno che i campionati li ha stravinti sempre, Come?
non è il primo che vince. Non è il primo che vince, E quindi Ci sarà un motivo perché è la riesce a dimostrazione che vincere. anche quando scendi di categoria Ma vincere, l'impegno diventa comunque doppio. vincere è difficile in qualunque categoria. Poi quindi quando giochi le finali vanno ricordate perché si partita vincono. secca, non si sa. Certo, le finali bisogna vincere. Bisogna vincere, non giocarle soltanto, infatti. Allora, Cosimo, battuta sul Motta, perché adesso dobbiamo parlare del vostro campionato. Alessio poc'anzi ha fatto la domanda alla città di Messina chiedendo specificatamente qual è stato il momento in cui la squadra ha capito che era veramente la stagione ok. Per voi, quando è arrivato quel momento in cui tutti nello spogliatoio, compreso gli allenatori, avete compreso che il miracolo stava per compiersi? Ettore, ti posso dire che è stata la partita Enna Motta. Addirittura, di campionato quindi? Di campionato, nessuno forse fino ad oggi ne ha parlato, no? Ma noi siamo rimasti in 8 uomini, sullo 0-0 loro erano in 11, noi in 8 uomini con un calcio di rigore sbagliato da me, puntualizzo, gli ultimi 10 minuti siamo riusciti a vincerla, quindi da lì penso che è partito, diciamo, il nostro sogno promozione. Questi Ma sono la cosa segnali positiva forti. è che Sono segnali in forti. questo girone ti posso dire che abbiamo incontrato molte società molto sportive e ti dico che il presidente dell'Enne è sceso negli spogliatoi a fare i complimenti. Ah, che bella cosa, Quindi complimenti, questa, allora ancora al di là doppi. della promozione, al di là della partita che tu vinci, Che poi tra l'altro in anche la 8 finale uomini. col Vallelunga, insomma, c'è stata Esatto. molta sportività. Esatto, è stato il gemellaggio prima della partita, quindi al di là di questo, in queste categorie che ormai soldi ce ne sono pochi, c'è più passione, io penso che alla fine le cose belle rimangono Certo, queste. soprattutto quando c'è giustamente la sportività. E allora guardiamocela questa bella clip promozione del Motta Sant'Anastasia. Un book fotografico per ricordare questo straordinario anno, il 2016-2017 per il Motta Sant'Anastasia, che devo dire raggiunge meritatamente la promozione. Presidente, e poi parleremo anche del Mister Bianco, qual è il prossimo step in società a questo punto? Abbiamo parlato del campo, abbiamo parlato anche della squadra, qual è il prossimo step per il Presidente a questo punto? Ma il prossimo step, diciamo, ancora non abbiamo festeggiato. C'è stato un suggerimento, Presidente. Ah, c'è stato un suggerimento. Sì, Cosimo vuole la mangiata. Vabbè, ma quella arriverà, penso. Ma giustamente questa qua fa parte, diciamo,
del nostro anno, giusto? Per finire in bellezza. Certo. Quindi automaticamente sarà fatta una bella festa con tutto, diciamo, con tutti i tifosi, con tutti i nostri... Con tutti questi nuovi tifosi che vi hanno raggiunto tifosi. quest'anno. Sottolineiamo questo nuovi perché mi ricordo Sì, che c'è insomma, troppa... non c'era tanto pubblico un paio di anni fa. Ce n'era più poco, certo, perché giustamente da quando ci siamo noi, dal 2011, l'abbiamo fatto proprio per questo, questa società, Quindi per avete dare riavvicinato entusiasmo ai tutti. ragazzi e portarli al campo, Bene. per portarli sulla strada Allora io giusta. direi che il prossimo step è continuare con questa voglia di mettersi in gioco e costruire ancora una bella realtà a Motta. Sì, sicuramente sì, e questo sia da parte mia e da tutti i dirigenti. Certo, assolutamente. Parliamo adesso del Mister Bianco. Allora Mister, anche noi vogliamo sapere qual è stato il momento in cui hai capito che era la volta giusta. Probabilmente la vittoria a Siracusa con l'Ergel, lì è stato uno spartiacque importante? Guarda, io sono arrivato a fine novembre, se non ricordo Sì, male, vero Danilo? tu non hai iniziato appunto la sono stagione arrivato a con fine loro. novembre, non conoscevo i ragazzi, non conoscevo nessuno. Io onestamente ho iniziato a crederci al momento che vedevo loro in campo gioire e divertirsi fra di loro. Addirittura, che si impegnavano soprattutto. Non più ragazzini. Certo, chiaro, perché se tu hai una noi andiamo a squadra un po' vedere la nostra matura. rosa, 37, 38. Hai una squadra matura, 36, infatti. però stavano bene insieme e avevano la voglia di dimostrare che ancora tuttora potevano dire qualcosa nel calcio. Assolutamente. Quindi è stata quella, diciamo, certo poi la partita con l'Erg. Beh, certo, quella è stata la partita che insomma è stata importantissima, vincerla in Diciamo quella che è maniera fuori stata casa. quasi la finale quella. Certo, e vincerla fuori casa è sempre molto difficile, un campo impegnativo come quello appunto dell'Erg. E a te cosa è rimasta di questa vittoria nei playoff? Ma a prescindere dalla vittoria dei playoff, noi potevamo anche non vincerle, non era quello il noccio. Vabbè, però no, veramente, veramente, veramente non lo dico perché mi è rimasto di aver conosciuto delle persone veramente splendide. questa è una cosa bellissima, a parte i dirigenti, i ragazzi, delle persone veramente che facevano calcio con il cuore. questo Infatti te lo andavamo porterai oltre l'ostacolo. per tutta andavamo. la tua vita, come hai sì, detto mai uno nell'intervista. screzio nello spogliatoio fra di loro, quindi più di questo nel calcio dilettantistico. Cosa bisogna succederà dire? adesso? Ci dai qualche anticipazione? Tu non sei il presidente, però sei l'allenatore, voglio dire. Conosci bene il termometro della società, no? Sicuramente cercheranno di organizzarsi per poter fare bene anche in promozione. Con Francesco in sanguine? Ma non si sa. Non si sa, vedremo. Per adesso allora facciamo una cosa, ci gustiamo la clip di questa bella promozione in promozione della seconda squadra di Mister Bianco, il PSV Mister Bianco. È la tua prima promozione della carriera, Francesco? Sì, sì. La prima, ma penso che rimarrà per tutta la vita. Dei ragazzi splendidi. Quando sono arrivato siamo partiti per divertirci. Oggi siamo qua a festeggiare una promozione inaspettata. Merito, ripeto, dei ragazzi che mi seguono, lavorano senza mai una lamentela. E oggi festeggiamo finalmente. Allora, innanzitutto basta la vittoria, non ha importanza. A me purtroppo ho pagato un'espulsione della settimana scorsa, ma sapevo che mi sostituiva il grande Gaetano, che è allenatore e compagno di squadra, non che è grande portiere, quindi l'importante è che abbiamo vinto e siamo felici così. Noi abbiamo fatto il girone di ritorno stratosferico.
dove abbiamo concesso poco agli avversari, magari proprio nelle ultime, dove è stato esattamente all'ultima giornata dove abbiamo conquistato i playoff, esattamente a Grevina contro il Picanello. Però da lì è subentrata una grandissima carica, dove abbiamo affrontato i playoff entrambi fuori casa e vincendoli nettamente, in campi difficilissimi con squadre ben attrezzate. Quindi oggi abbiamo coronato finalmente questo grande sogno che la società sinceramente ci aveva chiesto. Ha attrezzato la squadra di gioco di ritorno per far sì che tutto ciò accadeva e finalmente oggi ce l'abbiamo fatta. Io dico sempre si vince in 25 e si perde in 25. In questo caso è stata una grande vittoria. Io purtroppo ho dato il mio contributo in campo per le prime partite, 12-15 partite da titolare. Poi purtroppo questo infortunio mi sono rotto il crociato, ma volevo essere fortissimamente qui e ringrazio il mister e i miei compagni di squadra che mi hanno regalato questo sogno, questa ennesima promozione che a 32 anni è sempre una cosa piacevole, insomma. Presidente Velo Puglisi, adesso può parlare, è felice, la sua squadra ce l'ha fatta. Siamo felicissimi tutti, noi io solo. Purtroppo abbiamo vinto una scommessa contro tutti, perché ci hanno giocato tutti contro di noi e noi abbiamo vinto una scommessa contro di tutti. È più guadagnato questa cosa che abbiamo fatto noi. Danilo, il sogno che non ti aspetti, io penso che sia lo slogan più giusto che poteva insomma far capire la stagione del linea di Mister Bianco. Sicuramente, le parole sono quelle giuste. Io nell'intervista dopo, quando avete fatto, sì, non si è visto diciamo il proseguo, sì, no? Che dicevo al mister, bene o male ancora forse non l'abbiamo neanche capito. Non l'avete noi. ancora metabolizzato. Ma sì, è perché tu non ti aspetti o non hai nessuna pressione, no? Perché noi siamo, a parte che io quest'anno ho conosciuto dei ragazzi splendidi, sì, compagni, dirigenti fantastici, nessuna mai uno screzio, una parola. Avevate anche una squadra di ragazzi un po' maturi, però voglio dire, sottolineiamola però, questa cosa. Diciamo, io ho 35 anni, quindi sembra una squadra un po' vecchiotta, no, no? Essendo anche il capitano. Non ho avuto mai problemi, sai, qualche parola, qualche compagno, uno si è scontrato. Io non me ne ricordo stagioni così. Avete tra l'altro anche voi comunque un pubblico che vi ha seguito, certo, per cui anche il fatto che a Mister Bianco ci sia divisione di pubblico per le squadre, anche voi avete una bella fetta che insomma vi ha dato il supporto giusto. No, noi non abbiamo avuto, diciamo durante l'anno, non è che abbiamo avuto, all'inizio non ci seguiva quasi nessuno. Beh no? certo, i risultati non parlavano neanche dalla vostra. Poi l'appetito viene mangiando, certo, e poi io ho visto persone che magari era la prima volta e venivano in finale, giusto? Però certo, è stato bello così, perché magari la domenica capisco le persone che magari vedono altre partite, altre certo, cose, noi certo, siamo dilettanti. Certo. Cosimo, lui ha 35 anni, tu non ce n'hai 35, sei un po' più giovane, sei un 86, perché io mi ricordo bene il tuo anno di nascita, però quanto è servito avere in squadra ragazzi che hanno abbondantemente superato i 30? Oppure il fatto che anche dei giovani abbiano degli stimoli può servire poi per portare a casa un risultato importante, come è successo anche poi a Motta? Guarda Ettore, in queste categorie l'esperienza è l'80%, quindi il grande deve dare sia l'esempio che fare anche da esperienza verso i giovani, perché in quest'anno di juniors ce n'era solo uno come obbligo. Sì.
quindi quest'anno c'erano più grandi che giovani. Certo, era più Quindi facile incontrare... È stato secondo me la forza della... E qui Francesco sorride un po' perché insomma anche lui ci ha giocato con questo fatto di mettersi dentro qualche ragazzo un po' più di esperienza. O no? Sì, ne hai approfittato? Sì, ne ho approfittato anche perché voglio dire, non è che in giro ci siano tutti questi giovani. È vero. Non è parlo vero. a livello Sappiamo, tecnico, parlo proprio a livello di voglia. È che vero. non hanno voglia, magari vengono, poi non si vedono più, poi ritornano. Non hanno quella continuità Lo che spirito necessita. di sacrificio, la prima volta, la prima difficoltà, io non vengo più. Sì, non è come quando giocava Cosimo, che ancora gioca, o io. 10-15 anni fa. Sono altri tempi. No, altri tempi, assolutamente. Altri tempi. Vogliono tutto e subito. Cosimo, ma che farai la prossima stagione? Continuerai ad essere il capitano di questa squadra oppure insomma le sirene che arrivano ti porteranno in altri lidi? Ettore, ci sono state già queste sirene La a campagna dicembre. acquisti già è scattata. Ci sono state già a dicembre, quindi io sono dell'idea sempre che ormai soldi ce ne sono pochi. Però al di là dei soldi e al di là di tutto, io penso che i legami, l'amicizia che c'è a Motta tra i dirigenti, tra i giocatori, va al di là di tutto. Certo, assolutamente. Anche perché mi trovo benissimo. Tra virgolette è il mio paese acquisito perché da un po' di anni abito lì. A maggior ragione. Quindi sto bene. A maggior ragione. Siamo una famiglia, non siamo una società. Noi siamo una famiglia. Il presidente una famiglia che viene formata da una società. Siamo contenti per tutti, perché è vero che comunque quando si crea una famiglia, Alessio, si creano i presupposti giusti. Sotto questo punto di vista, sia Cosimo che anche Francesco hanno sottolineato che è il gruppo che poi alla fine ha vinto. Ma assolutamente, Ettore, non esistono, ma anche ad altissimi livelli. Lo ricordiamo tutti quel Real che valeva di 17 miliardi di euro, tutti i giocatori messi insieme, non ha vinto nulla. È vero. Poi ha vinto quando il gruppo era più granitico, e quindi questo vale per tutte le categorie. Quindi è bello sentire quello che dice Cosimo, perché non bisogna mai dimenticare quello che è il vero spirito del dilettantismo. Dilettantismo che anche la prossima stagione coinvolgerà in prima persona l'amministrazione. Qui il presidente ce l'ha confermato perché si farà portavoce probabilmente di un resetto dal punto di vista organizzativo della società, anche in funzione della disponibilità da parte dell'amministrazione. Lei ce l'ha promesso, attenzione, perché noi siamo molto seguiti a Motta. Quest'anno insomma Penalty ha lasciato un segno, per cui quello che dice poi se lo scrivono anche i tifosi, no? No, sicuramente quello che dico, diciamo, non sono parole, ma sono fatti. Per me, diciamo, è importante essere presente su ogni settore. Ecco. Benissimo, perfetto. Allora noi le auguriamo buon lavoro, perché sarà un lavoro intenso continuare a progettare per una bella realtà come quella di Motta. Battuta anche con Francesco, dato che siamo quasi in chiusura. Allora Francesco, abbiamo capito che insomma la società ha l'obiettivo di fare una società in prospettiva, di crescere. Non sappiamo a questo punto dal punto di vista tecnico se ci saranno delle evoluzioni. Godetevi per adesso questa bella festa. Ancora è un po' presto. Ancora un po' presto. Te ne vai in vacanza allora? Per adesso sì. Giusto. I ragazzi sono contenti e sono sicuro che da quel gruppo... Bisogna chiederlo a Danilo questo. Siete contenti voi? Sì, quindi da quel gruppo partirà tutto il vostro progetto? Sicuramente. Con la promessa magari di ulteriormente confermare il mister allora? Certo, questo si parte da lì. Bene. Allora ogni promessa è un debito e allora a questo punto Cosimo tira fuori che cosa? La maglietta, perché lui ad inizio di stagione quando venne qui a Penalty a dicembre insomma venne con il cappellino e la sciarpa e disse pure: presidente, questo me lo ricordo, attenzione perché io ritornerò nella parte finale della stagione, porterò la maglietta perché vuol dire che avremmo vinto il campionato. Quindi a questo punto ogni promessa è un debito. Mi Questo è un pensierino non solo mio, ma della società e soprattutto dei miei compagni. Ah bene, grazie, lo accetto volentieri, perché io faccio raccolta di magliette, perché grazie al cielo ce ne arrivano tante, perché con il fatto che noi parliamo di calcio dilettantistico di tutta la Sicilia, veramente ci arrivano tantissime magliette e noi siamo contenti di mettere anche questa nella nostra bacheca dei ricordi, e chiaramente anche
anche insomma noi di Penalty ci uniamo alla vostra gioia di aver raggiunto la meritata promozione, che bisogna tenersela a denti stretti e lavorare per migliorarsela questa posizione. Grazie tante da parte di tutta la società per questo invito e ci rivedremo sicuramente il prossimo anno. Perfetto, chiaramente l'invito anche ai Penalty Awards, ai Penalty Awards, a prescindere se avrete nomination in gara, però il galà è aperto a tutti, anche al Mister Bianco. Non so se sarete in nomination perché è ancora un po' troppo presto, le nomination arriveranno tra poco, perché poi verranno presentati il giorno 4 di giugno nella puntata appunto speciale di Penalty, e poi giorno 11 insomma ci sarà l'ulteriore ricordo di questa nomination, e poi giorno 12 alle ore 18 al Teatro Nino Martoglio di Belpasso, il grande galà dove verranno insomma aperte le buste con i vincitori come miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, miglior allenatore e miglior dirigente per la categoria di eccellenza e per quanto riguarda la categoria promozione, mentre per la prima categoria miglior un po' più giocatore, ristretto, allenatore e dirigente. certo, essendo 8 gironi era impossibile pensare di fare tutte le nomination anche per ruolo. Bene, allora grazie ai nostri ospiti, con Alessio l'appuntamento invece sarà giorno 4 quando presenteremo le nomination. Sì Ettore, quindi ci vediamo intanto con gli amici da casa prossima settimana, anche se non ci sarò io, però mi raccomando continuate a seguirci perché siamo proprio agli sgoccioli, il Penalty Awards è dietro l'angolo. Perfetto, noi ci congediamo da voi e vi ricordiamo che questa puntata la potete rivedere naturalmente questa stessa domenica a partire dalle ore 22:30 e anche domani sera sempre nel canale 78 di Gold 78 a partire dalle 23:30 e poi anche da domani sera la potrete rivedere sulla pagina Facebook di Penalty, che vi ricordo è facilmente seguibile anche sulla pagina Facebook di Diretta Stadio Gold 78. Appuntamento alla prossima settimana, i campionati sono quasi conclusi, sono principalmente puntate dedicate alla festa delle squadre che hanno vinto e anche quelle che hanno partecipato al campionato di promozione, eccellenza e di prima categoria. Arrivederci.